Signore e signori, buongiorno, grazie di essere presenti qui a questa inaugurazione della seconda edizione della TTI Sardegna. Vi porgo il benvenuto e il saluto della Fiera della Sardegna, lo faccio a nome anche del Presidente Biggio, che non può essere presente qui con noi stamattina perché è impegnato in un importante incontro alla Camera di Commercio. Questa seconda edizione del TTI Sardegna credo si presenti sotto i migliori auspici. Abbiamo un trend di crescita decisamente positivo rispetto infatti alla prima edizione. Abbiamo potuto registrare un 20% in più di presenza di strutture alberghiere ricettive. Abbiamo un numero di buyer che supera ampiamente le presenze precedenti, registriamo circa 40 presenze in più. Questo a parer nostro significa che l'idea lanciata dalla Regione Sardegna, in particolar modo all'assessorato al turismo, ha trovato piena accoglienza tra gli operatori e grande interesse tra gli operatori in campo internazionale. Noi che abbiamo provveduto alla selezione delle strutture unitamente al rappresentante delle 8 province della Sardegna abbiamo potuto constatare quanta voglia vi sia da parte degli operatori sardi di avere qui in Sardegna un periodo che consenta loro di trattare direttamente senza dover rivolgersi ad altri avvenimenti che in campo nazionale e internazionale si tengono. E devo dire che per quel che ci riguarda come fiera, questa è una manifestazione che impreziosisce il nostro calendario fieristico. Ricordo a questo proposito quanto disse il Presidente Soru in occasione di una inaugurazione di una fiera campionaria, commentando i numeri, i grandi numeri che solitamente si fanno con la fiera campionaria, disse: io però sarei più contento se vedessi girare in fiera 1000 visitatori, 1000 operatori stranieri che vengono ad osservare e a comprare i nostri prodotti. Credo che questa sia la strada e questo è un primo esempio, l'ho già definito, di collaborazione attiva con un ente istituzionale che ci inserisce come struttura fieristica in un contesto di internazionalizzazione che oggi anima e per certi aspetti agita anche il sistema fieristico italiano. Si fa un gran parlare, ne sentirete parlare tutti i giorni, dell'attenzione che si rivolgono ai paesi del Mediterraneo. Tutti richiamano una centralità nel Mediterraneo, credendo di avere da questo una rendita di posizione che probabilmente non arriverà. Io credo che se gli altri dicono di essere centrali, la Sardegna è più centrale rispetto agli altri e quindi ritengo che questa sia la strada da percorrere in questi anni. Noi come struttura fieristica, come azienda della Camera di Commercio di Cagliari siamo pronti a raccogliere la sfida e ci rendiamo disponibili naturalmente per tutte le manifestazioni, per tutte le iniziative che la Regione Sarda vorrà programmare insieme a noi. Grazie e passo la parola all'assessore Luisanna De Paolo.